A 3 giornate dalla fine della regular season, la corsa per il primo posto è quanto mai aperta e l'Olimpia quest'oggi ha l'occasione di fare un grosso passo in avanti contro una Scafati già salva, ma con la voglia di prendersi ancora qualche soddisfazione. Robinson vuole accelerare, va fino in fondo, lei ha rovesciato a bersaglio Gerard Robinson. Shields scippa Robinson, si lancia in campo aperto, Robinson recupera! Caruso finta di ribloccare, Shields attacca all'aria, serve il numero 30, lasciato completamente libero, 2 passi dal ferro della difesa di Scafati. Gentile tira cadendo indietro, questa volta la confusione è corta, Shields lancia la fuga di Voigtman che può andare al ferro a inchiodare Jonas Voigtman, innescato da Savon Shields. Heinz blocca per Flaccadori, Bortolani, Heinz che rolla in modo perfetto e porta l'Olimpia sul più 8 in chiusura di primo quarto. Grande impatto sulla gara di Kyle Heinz. Primo quarto di gioco dopo 10 minuti. Napier serve Voigtman, cambia lato per andare da Giordano Bortolani. Bortolani palleggia, poi arma la mano di Napier. Napier si accoppia con il 22, attacca l'area e manda a schiacciare Jack Nunge. Nelly dalla punta, cambia lato, va da Napier contro Zach Henry con 5 secondi, tripla in step back di Shabazz Napier. La butta via Shields, la intercetta Scafati, Rossardo fino in fondo e c'è anche il fallo. Sette secondi, Napier palleggio arresto e tripla! Shabazz Napier, ancora lui! Rossardo va in fuga, Gentile lo guarda, deve forzare l'ultimo da 3 quarti campo che prende il ferro. Got to continue our good defensive play, continue controlling the glass. We're getting a lot of points in transition, so if we're able to do that, we'll be able to control the game. Alla persa di Robinson, Flaccadori può andare indisturbato in campo aperto. Serve Pinkins che attacca il recupero di Flaccadori, poi scarica per la tripla che va a bersaglio Gerard Robinson con il canestro da 3 punti. Valentine attacca sul fondo, virata, Gentile gli toglie il pallone, Valentine lo riprende, ribalta per Napier che si prende la tripla, non la segna, arriva Voigtman con il tap-in però. Henry ha spazio per alzarsi per la tripla e se Henry manda a bersaglio quella che per la Givova è la seconda tripla consecutiva. Ecco Gentile, Mois si propone nell'angolo, prende, spara e segna. Il canestro è valido. Infatti può attaccare 5 contro 4. Pinkins al ferro a inchiodare 2 mani. Heinz va da Ricci, triangolazione per servire il Luco con il numero 42. Napier si porta sullo stesso lato, prende, spara e segna. Ancora Shabazz Napier scatenato, fanno 18 punti con questa tripla. Si muove Henry sul fondo, Robinson va a servire proprio il numero 8 contro Valentine con 5 secondi, finta di mettere palla per terra, poi si prende il tiro e lo segna. Ancora Valentine da 3, ne mette un'altra Denzel Valentine, fanno 13 punti per lui. Cadori con 9 secondi per andare al tiro, taglio di Caruso che riceve e segna, fanno 99 per l'Olimpia ed è più 30. Vediamo se proverà a tirare, Bortolani lo fa sulla sirena ma non segna, non riesce Milano a infrangere il muro dei 100 punti, finisce così 99-77, l'Olimpia ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato e raggiunge la Germania Brescia al primo posto della classifica.
spetta a noi tutti farci trovare pronti, perché abbiamo una squadra molto lunga, possiamo tutti dare una mano, quindi per queste ultime partite dobbiamo trovare la giusta chimica, dobbiamo trovare il giusto ritmo per poi essere più precisi e decisivi poi per le partite dei playoff.